Benvenuti, oggi è mercoledì 21 maggio 2025. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:06. La luna si leva alle 2:13 e cala alle 13:37. Oggi 21 maggio si celebra San Cristoforo. Il nome Cristoforo deriva dal greco e significa colui che porta Cristo. La giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo si tiene ogni anno il 21 maggio. Celebra non solo la ricchezza delle culture del mondo, ma anche il ruolo essenziale del dialogo interculturale per raggiungere la pace e lo sviluppo sostenibile. Il primo festeggiato di oggi è Lino Guanciale, che compie 46 anni. Conosciuto per la sua versatilità come attore, Guanciale ha fatto incetta di successi, dalla televisione al cinema fino al teatro contemporaneo. Il cantante Marco Carta invece festeggia i suoi 40 anni. Artista pop, ha esordito al talent show Amici di Maria De Filippi e ha conquistato il pubblico con la sua vittoria al Festival di Sanremo del 2009 con il brano La Forza Mia. Infine oggi compie 61 anni la giornalista Paola Saluzzi. Conosciuta al grande pubblico per le sue esperienze in Rai, Mediaset e Sky, ha ottenuto grande successo nel 1998 con la conduzione di Uno Mattina accanto a Luca Giurato. Un giovane pilota americano decide di compiere una sfida epica: volare senza scalo da New York a Parigi. Si chiama Charles Lindbergh ed è determinato a dimostrare che l'impossibile può diventare realtà. Dopo 33 ore e mezza di volo a una velocità media di 188 km all'ora, Lindbergh atterra all'aeroporto di Champs-Élysées sotto gli occhi di una folla delirante di 150.000 persone. Le massime autorità francesi gli conferiscono la Croce d'Onore, consacrando la sua impresa leggendaria. Da quel giorno in poi Lindbergh diventa noto come il pazzo volante. Ma è possibile curvare un fascio di luce? La risposta è sì e trova le basi nella teoria della relatività generale di Einstein. La massa di un oggetto molto grande crea una sorta di campo che permette la deviazione della luce prodotta da oggetti nelle vicinanze. In alcuni casi si può quindi creare perfino un anello luminoso attorno all'oggetto molto massivo. Fenomeni spettacolari come questo possono essere osservati grazie agli strumenti ad altissima risoluzione come il telescopio spaziale Euclid. Buongiorno ai 12, il Sole oggi entra in Gemelli, diventa d'aria e quindi maggiore forza per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa accade in tutto il resto dello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete, decisamente il Sole entra a illuminare la casa della vostra comunicazione, della socialità e delle uscite, quindi via ad un Ariete che inizia la sua primavera in una maniera allegra e formidabilmente comunicativa. Toro, il Sole abbandona i vostri gradi e finalmente è passata anche la vostra stagione. Vi rimangono come ospiti ancora per poco sia Mercurio che Urano, che ci metterà un po' più tempo, ma che finalmente uscirà dai vostri gradi tra qualche settimana. Abbiate pazienza e inaugurate un periodo di ritrovata serenità. Gemelli, è la vostra giornata, il Sole oggi illumina il vostro arco zodiacale, più forti con l'energia solare, rinvigoriti, positivi e allegri, ed ecco iniziare una fase della vostra vita decisamente ottima. Il Sole doppierà anche Giove, che ancora nei vostri gradi e i passaggi planetari vi restituiranno una sintesi positiva di tutto. Cancro, una giornata oggi che prevede il trigono della Luna in Pesci, una Luna molto favorevole ed amica. Il Sole entra in un'area un po' più emotiva per voi, per cui
Ascoltatevi bene lungo questo mese che avrete davanti, proprio perché il vostro inconscio vi suggerirà tutta una serie di emozioni, di consapevolezze a cui sarà importante prestare attenzione. Leone, il sole ridiventa amico, il vostro astro, quello che splende e brilla più di tutti. Sicuramente avete ritrovato una nuova dimensione ed è soprattutto nell'ambito lavorativo e nell'equipe di lavoro che vi troverete molto meglio. Era ora. Vergine, giornata oggi da luna in opposizione, la luna in pesci, per cui vi crea qualche oscillazione emotiva. L'entrata del sole in gemelli fa iniziare una quadratura poco allegra per voi, per cui sentirete il bisogno di analizzarvi un po' di più. Bilancia, finalmente una notizia positiva, ecco che il Sole si pone in uno stupendo rapporto di trigono e assieme a Plutone dall'Acquario, adesso potete finalmente rimettere le cose a posto. Scorpione, luna in trigono per oggi, per voi segni d'acqua va decisamente bene da un punto di vista emotivo. Il Sole peraltro ha finito la sua opposizione dal Toro e in Gemelli, per cui coraggio, anche voi sarete più sollevati. Sagittario, è iniziata oggi l'opposizione del Sole e la quadratura della Luna in Pesci. Il Sole in Gemelli per voi è sempre un momento di riflessione, di pausa, il momento in cui metterete in prospettiva voi stessi e le vostre relazioni con gli altri. Capricorno, una giornata oggi che vi fa perdere l'appoggio del Sole. Il trigono solare è cessato, trasferendosi in Gemelli. L'astro che tutto vede, la Luna in Pesci, però vi conforta e vi consola. Una carezza sentimentale vi farà stare bene. Acquario, giornata oggi che prevede un bellissimo sole di trigono che comunica direttamente col vostro Plutone e finalmente inizia una fase splendida per voi, maggiore allegria, creatività, risoluzioni dei problemi e positività. Pesci, oggi la Luna è nei vostri gradi, quadra per qualche ora al Sole, per cui una serie di impegni familiari renderanno tutto un po' più complicato. Anche nell'equipe lavorativa oggi dovrete aggiustare una serie di dinamiche che poco vi convincono. Unisce culture e nazioni attraverso il linguaggio universale del gioco del calcio. Ogni volta che annuncia il paese organizzatore del campionato mondiale di calcio, l'emozione è palpabile. Sto parlando della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, fondata il 21 maggio del 1904 nella splendida città di Parigi. Oggi la FIFA è diventata l'organizzazione sportiva più importante al mondo, che si occupa del prestigioso torneo che viene disputato ogni 4 anni dal 1930. Ma vi siete mai chiesti da dove provenga l'espressione a piece of cake? Questa espressione inglese significa che qualcosa è facilissimo da fare ed è simile all'italiano è un gioco da ragazzi. È una passeggiata, facile come rubare le caramelle a un bambino. Ma sapete da dove deriva? Ci sono diverse teorie. Alcuni la fanno risalire alla Royal Air Force, dove veniva utilizzata per indicare una missione facile da compiere. Altri invece la collegano alle competizioni del XIX secolo, dove le torte venivano assegnate come premi durante una danza nota proprio come cake walk. Chi vinceva riceveva un pezzo di torta come premio. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parliamo di Carlo Emilio Gadda, uno scrittore che non ha mai avuto paura di esprimere la sua rabbia. La sua satira tagliente e violenta non ha risparmiato nessuno, ha preso di mira il perbenismo, il moralismo e persino il fascismo. Il suo coraggio lo ha portato a criticare anche il duce, che Gadda chiamava Giuda imbombettato. Ma come faceva a sfuggire alla censura? Semplice, il suo linguaggio era fatto di parole inventate e un mix di lingue diverse, uno scrittore fuori classe che ha sempre seguito la sua strada, senza mai cedere a compromessi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo.
Proviamo a mantenere sempre allenata la capacità di pensare con la nostra testa. Per conoscere altri modi di dire e informazioni dal mondo vi aspetto come sempre domani per nutrire la curiosità e la voglia di conoscere. Buona giornata dalla vostra Martina.